Cara figlia di luce, vengo da te oggi con un messaggio speciale. La tua anima sta per ricevere una rivelazione che cambierà tutto. Qualcuno di speciale ha pubblicato la tua foto. Non è stato per caso. Le parole che hanno accompagnato quell'immagine hanno scioccato tutti intorno. Hai sentito il cuore accelerare quando l'hai visto? Quel momento non è stata una coincidenza. L'universo ha cospirato perché quella dichiarazione arrivasse a te ora. Quella persona ha rivelato qualcosa di profondo sui suoi sentimenti. Qualcosa che custodiva da molto tempo nel cuore. Potresti essere rimasta sorpresa. Forse anche un po' confusa. Ma io ti dico, presta attenzione ai segni. Quella pubblicazione è stata un atto di puro coraggio. Lascia nei commenti. Hai mai vissuto qualcosa di simile? Come ti sei sentita quando l'hai scoperto? Le parole scelte non erano casuali. Ogni lettera portava un'intenzione divina. Il vero amore trova sempre un modo per manifestarsi. Iscriviti al canale per ricevere più messaggi angelici su amore e relazioni. Mia cara, ora devo rivelarti qualcosa di importante. Prima di quella pubblicazione che ti ha lasciata senza parole, c'erano segni. Molti segni che forse non hai notato. Quella persona si stava preparando per questo momento da settimane. Gli angeli sussurravano al suo orecchio, incoraggiandola ad essere più coraggiosa. Ti ricordi di quegli sguardi diversi? Di quei sorrisi che duravano un po' più del normale? Ogni interazione tra voi due portava un'energia speciale. Quando commentava le tue foto, le parole erano sempre scelte con cura. Non erano commenti comuni come facevano gli altri. Salvava le tue storie. Sempre. Potresti anche non averlo notato, ma era tra le prime a visualizzare tutto quello che postavi. Questo non era una coincidenza, figlia mia. Racconta qui nei commenti. Hai mai notato quando qualcuno dimostra interesse con piccoli gesti? Gli angeli mi mostrano che provava quelle parole molte volte. Scriveva e cancellava messaggi. Voleva trovare il modo perfetto per esprimere quello che provava per te. La scelta della tua foto non era casuale. Tra tutte le immagini che avete insieme, ha scelto proprio quella specifica. Sai perché? Perché in quella foto eri radiosa. I tuoi occhi brillavano in modo particolare. Voleva che il mondo intero vedesse quanto sei bella. Come illumini i momenti intorno a te. La frase che ha accompagnato la foto era il suo modo di gridare all'universo. Questa donna è speciale per me. Hai mai notato come l'amore fa fare alle persone cose che non avremmo mai immaginato? Condividi la tua esperienza. Le reazioni delle persone sono state intense perché tutti hanno potuto sentire la sincerità. Quando il vero amore si manifesta, tocca i cuori intorno. Le persone riconoscono la purezza di quel sentimento. Potresti essere rimasta nervosa per le reazioni. È normale. Quando qualcosa di così intimo diventa pubblico, il nostro primo istinto è di protezione. Ma sappi che quella esposizione è venuta da un luogo di amore genuino. I commenti che sono apparsi dopo hanno solo confermato quello che gli angeli già sapevano. Quella dichiarazione ha toccato nel profondo il cuore di chi ha letto. Perché il vero amore riconosce sempre il vero amore. Se stai vivendo qualcosa di simile, lascia un cuore nei commenti. Non sei sola. Ora devi decidere come rispondere a questa rivelazione. Gli angeli sussurrano che la risposta è già nel tuo cuore. Devi solo avere il coraggio di ascoltare. Le sue azioni precedenti avevano tutte un filo conduttore. Quella gentilezza extra quando vi incontravate. Il modo in cui i suoi occhi si illuminavano quando entravi in una stanza. Come trovava sempre una scusa per iniziare una conversazione con te. Ti sei mai accorta di questi piccoli segnali d'amore? Dimmi la tua nei commenti. Gli angeli mi rivelano che quella persona ha pregato per trovare il coraggio. Ha chiesto all'universo un segno per sapere se era il momento giusto. E l'universo ha risposto attraverso una serie di sincronicità che l'hanno portata a quel momento di rivelazione. Forse è stata una canzone che ha sentito alla radio. O una frase letta in un libro. Potrebbe essere stato un consiglio di un'amica. L'universo usa 1000 modi per comunicare con noi quando siamo pronti a ricevere il messaggio.
La pubblicazione della tua foto con quella frase è stata il culmine di un processo interno profondo. Non è stata una decisione impulsiva, ma il risultato di una crescita spirituale ed emotiva. Credi che l'universo ci mandi segni quando è il momento giusto per agire? Condividi la tua opinione. Quello che molte persone non capiscono è che dichiarare pubblicamente i propri sentimenti richiede una forza interiore enorme. Significa esporre la propria vulnerabilità al giudizio del mondo. Quella persona ha scelto di essere coraggiosa per te. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere le prossime rivelazioni angeliche. Figlia cara, è arrivato il momento di comprendere il vero significato dietro questa rivelazione pubblica. Quello che è successo va molto oltre una semplice dichiarazione sui social media. Quando qualcuno espone i propri sentimenti pubblicamente, sta facendo un movimento dell'anima. Sta dicendo a tutto l'universo: scelgo la trasparenza invece della paura. Questa persona ha rotto con anni di condizionamento sociale che ci insegna a nascondere quello che proviamo. La frase che ha accompagnato la tua foto portava codici spirituali. Ogni parola è stata piantata nel suo cuore dagli angeli dell'amore. Lei è stata solo lo strumento perché questo messaggio arrivasse a te. Credi che alcune persone entrano nella nostra vita per un proposito divino? Raccontaci nei commenti. Gli angeli mi rivelano che voi due avete una connessione che trascende questa incarnazione. Vi siete già conosciute in altre vite. Per questo la facilità di comunicazione tra voi. Per questo la sensazione di familiarità dal primo incontro. La scelta di rendere pubblico è stata strategica dell'universo. Non per esporvi, ma per creare una nuova realtà. Quando dichiariamo qualcosa pubblicamente, stiamo co-creando con l'universo. Stiamo dicendo: che così sia. Le reazioni delle persone sono state intense perché tutti hanno potuto sentire l'autenticità. Viviamo in un mondo dove le persone nascondono i loro veri sentimenti. Quando qualcuno rompe questo schema, causa impatto. Hai mai vissuto un momento in cui la sincerità di qualcuno ti ha sorpreso completamente? Condividi con noi. Questa rivelazione è anche un invito per te a guardare dentro il tuo stesso cuore. Gli angeli vogliono che tu rifletta sui tuoi stessi sentimenti. Cosa risveglia in te questa dichiarazione? Può essere che tu già lo sapessi, là nel profondo. La nostra intuizione femminile è potente. Forse semplicemente non volevi accettare la realtà. O forse stavi aspettando un segnale più chiaro. Bene, mia cara, il segnale è arrivato. Ed è venuto in una forma che non lascia spazio a dubbi. Ora devi decidere cosa fare con questa informazione preziosa. Se stai passando una situazione simile, lascia nei commenti come pensi di gestirla. L'universo non porta persone speciali nella nostra vita per caso. Ogni incontro ha uno scopo. Ogni connessione ha una ragione per esistere. Questa persona che si è dichiarata pubblicamente sta compiendo un ruolo importante nel tuo viaggio. Potrebbe essere la persona che ti insegnerà l'amore vero. O forse qualcuno che ti aiuterà a guarire ferite antiche. Potrebbe essere anche qualcuno che è venuto a mostrarti quanto meriti di essere amata. Il suo coraggio nell'esporsi dovrebbe essere di ispirazione anche per te. Gli angeli sussurrano che è arrivato il tuo turno di essere coraggiosa. Di dire la verità del tuo cuore. Qual è la verità che hai custodito nel cuore? Lascia un segnale nei commenti se ti sei identificata. Ricorda, il vero amore trova sempre un modo per manifestarsi. Anche quando cerchiamo di sopprimerlo, sboccia come un fiore che rompe il cemento. La dichiarazione pubblica è stato solo il suo amore che fioriva nella sua forma più pura. Non perdere le prossime rivelazioni. Iscriviti al canale e condividi con le tue amiche che hanno bisogno di sentirlo. Mia figlia amata. Ora arriviamo al momento più importante di questo messaggio angelico. Come risponderai a questa rivelazione che ha cambiato tutto? Prima di tutto, respira profondamente. Senti il tuo cuore. Gli angeli vogliono che tu sappia che non esiste una risposta giusta o sbagliata. Esiste solo la risposta vera del tuo cuore. Se questa dichiarazione ha risvegliato gioia in te, non avere paura di dimostrarlo.
La felicità è un dono divino che deve essere celebrato. Se anche tu nutri sentimenti speciali per questa persona, questo è il momento di aprire il tuo cuore. Come dimostri solitamente i tuoi sentimenti? Raccontaci nei commenti. Gli angeli mi mostrano diversi scenari. In alcuni, rispondi con lo stesso coraggio che ha avuto lei. Fai la tua dichiarazione pubblica. Mostri al mondo che l'amore è reciproco. In altri scenari, scegli una risposta più intima. La chiami. Organizzi un incontro speciale. La guardi negli occhi e dici tutto quello che il tuo cuore vuole dire. Quale di queste opzioni risuona di più con te? Lascia la tua risposta nei commenti. Ma gli angeli mi mostrano anche una terza via. Forse non sei ancora sicura dei tuoi sentimenti. Forse hai bisogno di tempo per elaborare tutto questo. Ed è perfettamente normale. Il vero amore è paziente. Se questa persona ti ama veramente, capirà la tua necessità di riflessione. Non pressarti a dare una risposta immediata solo perché la dichiarazione è stata pubblica. Credi che il timing divino esista nelle relazioni? Condividi la tua opinione. Nel caso tu non provi lo stesso, gli angeli chiedono che tu sia gentile. Riconosci il coraggio che ha avuto. Ringrazia per l'onestà. Ma sii chiara sui tuoi sentimenti. L'onestà è sempre la strada migliore. Anche quando fa male. È meglio una verità dolorosa che una bugia pietosa che può causare più sofferenza dopo. Hai mai dovuto avere una conversazione difficile sui sentimenti? Com'è andata? Racconta la tua esperienza. Indipendentemente dalla tua risposta, sappi che questa situazione trasformerà entrambe. Momenti di verità come questo segnano la nostra anima. Ci fanno crescere come persone. Se starete insieme, questa storia sarà raccontata per sempre. Ti ricordi quando hai postato la mia foto con quella frase? Se prenderete strade diverse, ci sarà comunque gratitudine per la sincerità condivisa. Gli angeli vogliono che tu capisca qualcosa di fondamentale. Meriti di essere amata esattamente come sei. Il modo in cui questa persona ha parlato di te pubblicamente ne è la prova. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno ti ha fatto sentire speciale? Lascia nei commenti e diffondi amore. Non importa quale sia la tua decisione, falla con amore, con rispetto, con gratitudine per avere persone coraggiose nella tua vita, con ammirazione per chi ha l'audacia di amare senza riserve. L'universo sta cospirando a tuo favore. Gli angeli stanno guidando i tuoi passi. Fidati della tua intuizione. Lei conosce sempre la strada giusta. Questa rivelazione è arrivata a te nel momento perfetto. Niente è coincidenza nel piano divino. Eri pronta a ricevere questa informazione. Ora sei pronta ad agire. Se questo messaggio ha toccato il tuo cuore, lascia gratitudine nei commenti e condividi con chi ha bisogno di sentirlo. Ricorda sempre, sei degna di un amore che si dichiara pubblicamente. Di qualcuno che è orgoglioso di essere al tuo fianco. Di una persona che vuole che il mondo intero sappia quanto sei speciale. Iscriviti al canale per ricevere più messaggi angelici su amore, relazioni e scopo di vita. La tua anima ringrazia. Che gli angeli benedicano la tua decisione e illuminino il tuo cammino, cara figlia di luce.